Eccoci arrivati alla parte conclusiva della nostra trasmissione. Come sempre lo spazio con Stefano Zara, esperto di finanza e anche di economia, per fare il punto della situazione questa settimana. Ben ritornato qui con noi, buonasera dottor Zara. Allora, dicevamo, ci sono poche idee su come riagganciare, come far funzionare le cose, tanto nel nostro paese, però parlavamo prima fuori onda, lei diceva ma anche all'estero non è che ci siano questi grandi lumi e che possano dare delle indicazioni per l'economia e per riprendere chiaramente una certa linea di andamento. Fatto sta che comunque noi in modo particolare siamo un po' impantanati, è così? O è solo una sembianza È una sembianza che siamo fermi, ma siamo fermi realmente oppure no? Il giudizio di Standard & Poor's. Sì, diciamo che spero che tu mi senta. Sì. Spero che tu mi senta. Standard & Poor's ha mantenuto il nostro rating, anche perché se non l'avesse fatto, credo, avrebbe, diciamo, gettato benzina sul fuoco di tutti quelli che pensano che stiamo ciurlando nel manico senza trovare una soluzione. Quindi sostanzialmente è un mantenimento delle posizioni che ci fa bene. Pur negative, perché non è che abbiamo un giudizio mostruoso. Cosa abbiamo, 3B? Poi insomma, devi vedere Standard & Poor's a emettere giudizi su tutti gli altri, quindi probabilmente siamo tutti nella stessa barca. Le stime di crescita per l'Europa emessi dagli istituti di analisi, un po' dalle agenzie di rating, ma anche dalle banche che di mestiere fanno quello, hanno una forte, per ciò che riguarda le aspettative di decrescita a questo punto per i prossimi mesi, ancora molto ampie. Noi alla Grecia abbiamo una forbice che va da meno 15, le stime più pessimistiche, a meno 7 per ciò che riguarda la crescita del PIL 2020. Quindi con forbici così ampie ogni tipo di valutazione è sempre sub iudice, quindi va aggiornata di volta in volta, insomma. Quindi mi senti? Sì, assolutamente sì. Chiaro, però è vero che va aggiornata ogni volta. Pronto? Sì, adesso ti sento. Dicevo, va aggiornata ogni volta, sì. Però comunque siamo tra i messi peggio. Sì, è altrettanto vero che esiste una correlazione diretta e immediata fra le misure a sostegno messe in campo dalle banche centrali e dai governi e l'uscita dalle pandemie. Queste due variabili che valutiamo tutti quanti giorno per giorno, ecco, determinano la ripresa dei prossimi mesi. Ovvio che di volta in volta i mercati salutano con soddisfazione le misure messe in campo dalle banche centrali. Sulla scorta faccio un esempio molto semplice. Il giorno scorso Banca Centrale Giapponese ha messo in campo interventi diretti per 117 mila miliardi di yen, quindi poco più di 1 miliardo di euro, messi a disposizione delle famiglie. Il governo Shinzo Abe aveva inizialmente un'ipotesi di sostenere la domanda attraverso finanziamenti mirati alle famiglie più indigenti. In realtà poi la linea che è passata è quella di un intervento a pioggia su tutti i residenti, quindi anche gli stranieri che risiedono in Giappone, che riceveranno nel mese di aprile 860 euro. Quindi un intervento a pioggia. Anche lì sono saltate le barriere per ciò che riguarda gli acquisti di titoli dalle banche, la possibilità alle banche di cedere anche il debito delle famiglie alla banca centrale. E anche qui un intervento senza limiti e una potenzialità per una banca che comunque è ricchissima di liquidità. Non dimentichiamoci che lo yen è sempre stata considerata una valuta rifugio per la solidità dei depositi e per il tradizionale ricchezza, insomma, per quanto riguarda il risparmio privato anche aziendale di quell'area, insomma. Quindi questo intervento ha dato slancio ai mercati che sostanzialmente vedono da una parte, credono sia, tra virgolette, vicina, non dico una soluzione medica al problema, che questa non la vediamo
purtroppo vicinissima, ma comunque ritengono che le misure messe in campo a tutt'oggi siano adeguate per poter supportare la ripartenza. Insomma. Quali altri paesi hanno adottato strategie che possono essere interessanti da analizzare? Ma diciamo che la Federal Reserve e la Banca del Giappone hanno intrapreso sostanzialmente quello di dare denaro, di privilegiare il denaro a fondo perduto, quindi dare l'helicopter money, quindi finanziarie, privati, famiglie, imprese, dando loro oltre che garanzie, ma soprattutto denaro da spendere, quindi supportare la domanda e la perdita di posti di lavoro, mitigando gli effetti della mancanza o la diminuzione di reddito. Non dimentichiamoci che sotto i 100.000 euro di reddito lordo i cittadini dello Stato di New York hanno ricevuto la settimana scorsa $1.200, li hanno ricevuti a prescindere che ne avessero fatto o meno domanda. Da noi la situazione è per il momento diversa. La manovra nostra è una manovra in cui sostanzialmente lo Stato ha prestato garanzie, ho detto tanto indebitatevi voi per primi che poi noi comunque garantiamo. Il passaggio successivo è quello che ribadito anche ieri da Banca Italia, un intervento diretto dello Stato. Anche lì però si pone un altro problema se sia o meno opportuno un intervento diretto dello Stato che dovrebbe esserci realizzato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Io Stato ti do soldi miei e però intervengo sostanzialmente. Certo. Io vi ho perso. No, sentiamo perfettamente. Volevo chiedere un'altra cosa. Perfetto, ma questa fase come è stata preannunciata, questa chiamiamola pseudo fase 2 perché non c'è poco di diverso rispetto alla fase 1, chiamiamola 1 bis, dal nostro governo, ha dato degli entusiasmi alle borse, ai mercati, è piaciuta o non è piaciuta? Perché agli operatori dei settori economici e vari associazioni di categoria non è piaciuta per niente. E alle borse è piaciuta? Beh, l'impatto sul mercato del lavoro è stato devastante e le categorie che sono state più colpite sono turismo, ristorazione e alloggi. Quindi è ovvio che sia una manovra che lascia molti scontenti. È altrettanto vero che io non sono un medico, non sono un virologo, non sono un immunologo, sono un comune cittadino e non so esattamente valutare che tipo di rischi sono sostanzialmente chi governa gli elementi per poter prendere delle decisioni. Noi agiamo di pancia. È altrettanto vero che queste tre categorie, turismo, ristorazione, gli alloggi, l'hospitality, il tempo libero, tutte quelle categorie economiche che sono ferme ormai da 2 mesi, rimarranno ferme credo per altri mesi almeno. Quindi molte di queste non riapriranno. Quindi il sostegno economico, il supporto alle garanzie, queste basta. Ma le borse come hanno reagito? Come potrebbero reagire una volta se diventasse definitivo questo DPCM? Ma le borse hanno messo in campo, insomma, chi come me fa questo lavoro, si occupa di mercati finanziari da anni, non ha mai visto concentrati in così poco tempo profondi ribassi e sostenutissimi rialzi. Un po' perché il mercato, mai come in questi anni, insomma, riesce a elaborare una marea di informazioni velocemente, e quindi tutto quello che arriva, informazioni mediche, informazioni sanitarie, manovre delle banche centrali, decreti dei governi, tutto questo viene elaborato e genera degli scenari. In base a questi scenari, ovviamente gli scenari più favorevoli danno un abbrivio positivo ai mercati, gli scenari anche un impatto, anche il greggio, l'argomento greggio è sintomatico, insomma. La finanza è riuscita a mandare in negativo anche il prezzo del petrolio, insomma. Quindi la finanza agisce ad una velocità grazie agli strumenti di cui si è dotata, ma questa è la grande dittatura del digitale, insomma. La stiamo vivendo sotto traccia in questi giorni, insomma, è permea le nostre vite. Quindi come le categorie, a proposito, ecco, la finanza anche valuta che tutto il mondo dei servizi di information technology, processo di dati,
centri di cura ambulatoriali, telemedicina, ecco, fanno nascere nuove aziende. Ci chiediamo come mai, a fronte di crolli di mercati, tra virgolette, tradizionali, tra il 30 e il 40%, ad oggi i titoli tecnologici americani siano quasi ai loro livelli massimi. Vuol dire che c'è tutta un'economia che ha tratto sviluppo e slancio da questo tipo di catastrofe. Assolutamente. A che cosa bisogna stare particolarmente attenti? A che cosa i governi dovrebbero stare particolarmente attenti per far sì che poi di conseguenza le valutazioni possano in qualche modo non pregiudicarci a livello finanziario? Ma da un'idea, dai commenti che ho letto in questi giorni, alcuni intellettuali e molti osservatori sostanzialmente mettono in relazione, che dicono che la guerra combattuta contro il virus assomiglia a una guerra di posizione, un po' come la prima guerra mondiale, ecco, una guerra di trincea, mentre il mondo in cui viviamo è orientato, è un mondo dell'immateriale e del digitale, cioè noi combattiamo una guerra in modalità prima guerra mondiale, ma viviamo in un'epoca che è quella dell'immateriale e del digitale. C'è una contraddizione che viviamo giorno per giorno. Probabilmente molte economie approfitteranno di questa situazione per accelerare in una loro conversione alle nuove dinamiche, ai nuovi mezzi, ai nuovi strumenti che la tecnologia gli mette già a disposizione. Altri si fermeranno, non andranno avanti. Cioè, è uno spartiacque molto significativo questo tempo in cui viviamo. Questi mesi sono mai vissuti anche da colleghi più attempati di me, ma nel contempo anche sono ricchi di contraddizioni e nodi che dovremo sciogliere. Ecco, lei prima, che noi abbiamo fatto due chiacchiere fuori onda, diceva ci sono poche idee e queste poche idee non sono neanche ben definite, ben chiare, ben strutturate, ovvero in che senso? Cioè, di cosa ci sarebbe bisogno? Noi abbiamo un problema che è proprio linguistico. Noi, tutte le comunicazioni che riceviamo dalla nostra classe politica, ovviamente nella nostra lingua, l'italiano è una lingua letteraria che si presta molto bene a delle narrazioni un po' delineare in maniera precisa certi concetti, per cui riusciamo a fraintendere qualsiasi tipo di indicazioni. Basta pensare che ogni volta che viene pubblicato, sia notizia del decreto, impieghiamo almeno una settimana, eppure è fatto dalla nostra lingua, insomma, impieghiamo almeno una settimana per decifrarne, perché per definire un concetto la lingua italiana purtroppo ha questa, tra virgolette, lacuna. La lingua letteraria, per definire una cosa abbiamo bisogno di 3 parole noi, un sostantivo, un aggettivo e un avverbio. Non è la lingua tedesca o il greco, no, è una lingua molto precisa. Noi da quel punto di vista non siamo, ci sguazziamo, ci perdiamo in queste cose. Nella complessità della situazione aggiungiamo la complessità delle interpretazioni. In questo caso invece bisognerebbe essere molto pratici, molto semplici. La semplificazione di cui sento parlare poi non si traduce, perché se perdiamo una settimana per capire cosa dobbiamo fare, è già una settimana che abbiamo buttato a... Certo, però fa comodo essere ambigui. E la guerra alla burocrazia deve essere fatta non a parole, cioè le enunciazioni di capacità non servono a niente. Serve fare le cose. Fare le cose vuol dire utilizzare l'italiano nella sua forma più sintetica e semplificare i concetti, affinché questi concetti si traducano però in cose da fare. No? Però anche i concetti non sono tanto piaciuti. Non ti ho perso. E dicevo, i concetti che sono stati espressi, quelli che sono emersi, non è che siano piaciuti così tanto, si trattava anche di elencare una serie di attività o di possibilità da dare, cioè, per quanto i termini non siano definiti semplici, però i concetti di fatto stringi, quelli sono, resta tutto quasi invariato, no? Sì, possiamo a livello personale ribadire ovviamente a livello personale ribadire il fatto che da osservatore dico che da misure di garanzia per ciò che riguarda le piccole e medie imprese, che sono il sostanziale tessuto del paese in cui viviamo, si deve passare direttamente
a forme di finanziamento anche diretto utilizzando i canali che abbiamo, Cassa Depositi e Prestiti, oltre al grande lavoro che fa il tessuto del credito, che è diventato il collettore fondamentale per qualsiasi tipo di rifornimento, tra virgolette, al produttivo. Per ciò che riguarda le libertà personali, viviamo una situazione unica di limitazione delle libertà personali. Ed è una situazione che lascia un po' tutti anche preoccupati. Lo spread che reazioni potrebbe avere? Il spread è tranquillo, 221 in questi giorni, dopo che era arrivato a 260-270, un po' in balia. Lo spread è sotto il grande ombrello della BCE, finché BCE compra gli acquisti massicci e senza limiti. BCE una settimana compra tanti titoli quanti non ne ha comprato in un mese durante la crisi 2009-2013, per dare le dimensioni, poi perché sono saltati i paletti dei limiti per emissione o per paese, quindi BCE può comprare anche debito italiano ad limitum, quindi lo spread è tenuto sedato e narcotizzato dall'azione importante e decisiva della Banca Centrale. Su questo ci sono pochi dubbi. Secondo lei c'è qualche realtà economica, qualche paese che si sta comportando in modo strategico positivo? A parte vabbè che abbiamo la Cina che ha avrà un segno più nel PIL, tra l'altro, dove è cominciato il tutto si è già ripresa non male. Non ti ho sentito, scusa. Dicevo che la Cina si è già ripresa, però c'è qualche altro paese che tutto, e anche l'India non è messa male. Ma la Cina aveva già, come abbiamo detto un po' nei nostri interventi, anche qualche anno fa, la Cina aveva già messo in campo il suo cambio di pelle, cambio di matrice, cambio di paradigma, chiamiamolo come vogliamo, cioè sostanzialmente non far dipendere più la crescita economica dall'esportazione, ma dare una robusta e consistente dimensione a quello che sono i consumi interni. Il 35% del PIL la Cina lo fa con i consumi interni e dell'area ovviamente satelliti, quindi anche lo sviluppo dell'area satellite è importante, Sud Corea, Cambogia, Cina, Vietnam, Laos, sono tutte aree che sono fondamentali, che comunque fanno sempre parte di quella grande catena di creazione del valore che è l'Asia. Quindi la Cina è cresciuta, ma tutto sommato insomma, non avevano gli analisti dubbi sul fatto che la ripresa fosse relativamente veloce. In Europa i problemi sono un po' più strutturati, un po' perché non parliamo, a proposito di semantica, abbiamo lingue diverse anche nella comunicazione, questo è fondamentale, il fatto di parlare lingue diverse. Già facciamo fatica a capirci tra di noi, figuriamoci quando dobbiamo comunicare con gli altri paesi dell'UE, che criticità ci possono essere. Stati Uniti? Mi è piaciuto un po'. Sì, prego. Che ho perso. No, mi è piaciuta un po' la parola. Macron ha usato un'espressione che raramente si sente. Ha parlato nel suo discorso di una settimana fa di audacia. No? Ecco, l'audacia non si può chiedere agli scienziati. Gli scienziati per persona sua non è audace, si muove per esperienza empirica, per verifica e studi. La politica si deve muovere per audacia, cioè il Giappone ieri ha fatto cose che non aveva mai fatto, e un intervento di quelle dimensioni, di quella estensione, di quella portata non era mai stato nelle sue corde ed ha sorpreso anche i mercati. L'Unione Europea deve fare cose che non sono nelle sue corde, non per i mercati, deve fare per sé. Il mercato non muore di virus, le persone sì, come muoiono per mancanza di lavoro o per difficoltà economiche, quindi l'Unione Europea deve essere audace. Non possono bastare le cose ordinarie per uscire da una situazione straordinaria. Certo, quindi seguire troppo quello che dicono gli scienziati ti ammazza, per carità, magari non muori di coronavirus, però muori per il resto, perché un'economia morta poi non si ripiglia assolutamente e bisogna usare delle strategie, quindi la politica deve osare. Su questo, almeno questa è la mia opinione, ma vedo anche di altri. Mi è piaciuto molto il tweet di De Bortoli ieri che diceva siamo passati dalla fase 1 alla fase 1,04 e lì sono arrivate una serie di tweet anche
di critica. No, ma io la penso così. È vero, ma conosciamo il nostro nemico, sono 2 mesi che è diventato il nostro contraddittore per eccellenza, credo che siamo anche maturi per poterci convivere, quindi per poterci riprendere quelle libertà a cui siamo stati costretti a rinunciare. Questo vale sia per le persone, per i cittadini, ma vale anche per gli imprenditori, le imprese, i professionisti. Certo, assolutamente. Detto questo, io la ringrazio veramente, ci aggiorneremo la prossima settimana. A voi telespettatori, grazie di averci seguito, quindi Stefano Zara, grazie, buona serata, buonanotte. A voi anche buon proseguimento di serata, di nottata, e ci troviamo come sempre per i nostri approfondimenti domani. Grazie.